vero niente fu fatto e tutto quello che esiste. Da ora a capo lo ha recuperato. Arra rubici
Pilato fu chiamato a giudicare Gesù. E tu che feci? Se me la vuoi male. Vuoi o non vuoi, la possibilità di farsi chiarire. Dici giudicare la gente. Dici chiamare la popolazione. L'isolato Gesù è Barabba, era un malagaio. E domandò, a cui libero, Gesù o Barabba? Lascia quasi pensare, prega la cruz. Ma intanto, con l'origine documento antico, lancia il giusto peccatore.
dal lungo sepolcro. La Maronna e tutti quelli che erano vicini a Dio piangevano. A giuro creature ci vengono rimosso le coscienza. Ma ormai quello che era fatto era fatto. Non si può piare nel maci, Giuda. E 30 denari, Signore mio, e 30 denari aveva fatto ammazzare Gesù. Gesù, o Signore. Ma c'era un libero, ci fu un grande matrimonio. Allora, un centurione che aveva cosa. L'uomo che aveva fatto crocifiggere era un figlio di Dio. Era un figlio di Dio nel nome di Gesù. Restituire il incatenare il sangue, Dio un donarlo è sempre in coppa. Basta torturarle, basta ammazzarle, amare. A morte, che l'aria carogna, ma Gesù una speranza annariente, disse, con creda mia, pure se muore, avrà la vita eterna. Il come prima, dopo ti gioia, arriviscio!
che volevo semplicemente da parte di tutto il gruppo ringraziare tutta quanta voi, comunità della Chiesa della Madonna di Fatima. Siamo la seconda volta che siamo qui, ci avete accolto con cuore aperto, con sguardo sereno e con larghi sorrisi, e quindi vi vogliamo ringraziare di cuore perché ci avete reso, seppur in queste poche ore, parte della vostra comunità. Indubbiamente ringrazio Padre Anselmo e tutti gli altri frati che ci hanno dato l'opportunità di essere qui. Voglio fare un piccolo ringraziamento, se me lo consentite, al mio gruppo, perché siamo tutte persone che lavorano e per cui abbiamo avuto la grazia dalla parte della Madonna e da parte di Gesù di avere la forza di abbandonare per un pomeriggio la nostra vita quotidiana, di staccarla per dedicarla esclusivamente a questa gioia e a questa festa. L'unica cosa che chiedo ancora alla Madonna in questo giorno della ricorrenza è che dia a tutti noi giornalmente la forza di staccare anche per 5 minuti la nostra vita quotidiana, per dare un pensiero, un respiro alle persone che hanno bisogno di noi, evangelizzando e portando soltanto un po' di gioia con la nostra presenza, per cui la nostra vita possa veramente essere nella verità un'opera santa, che è quello che abbiamo portato a voi piccolo. Grazie ancora. Gloria al Signore. Con il tuo spirito